Tornare alle campagne shock come negli anni 90, l'appello del governatore Zaia per arginare la strage dei giovani sulle strade. Stamane intanto un altro grave incidente a Silea, auto contro un trattore, ventenne in serie condizioni. Lo strazio di Silvana, mamma di Matteo Gava, una delle vittime dell'incidente di San Donà, non ha più senso niente, pensi di avere tempo e invece rimangono tante cose non dette. Una notte di super lavoro dei vigili del fuoco per spegnere un vasto incendio in un capannone adibito a deposito a Padova. L'8 agosto 2018 uccise di botte la moglie Maila Beccarello nella loro abitazione a Cavarzere. Natalino Boscolo Zemello, condannato a 30 anni con rito abbreviato. Non si è trattato di una prova bloccata ma di manutenzione, così ieri sera Ring, l'ex capo della sala controllo del Mose, sul video di Fanpage che ha fatto discutere. Intanto il comitatone previsto per venerdì slitta a gennaio. Coppia di anziani sente dei rumori provenire dalla zona notte e si trova tu per tu con il ladro che fugge lanciandosi dalla finestra. È successo a Preganziolo. Non regalate animali per Natale, l'appello di un veterinario trevigiano. Spesso dice che decide di prendere un cucciolo non è preparato e a gennaio queste persone arrivano con gli animali in gravi condizioni di salute. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben trovati alla prima edizione dei nostri telegiornali ed è in primo piano ancora la cosiddetta purtroppo strage dei ragazzi, dei giovani sulle strade dopo questo weekend davvero terribile, un weekend tragico che costringe ancora una volta a una profonda riflessione sulla quale è intervenuto anche il presidente del Veneto Luca Zaia, che propone di tornare alle campagne shock che a fine anni 90 permisero di ridurre i numeri dei decessi in auto. Per fermare la strage servono nuovamente messaggi shock, le campagne spiazzanti che venivano promosse 20 anni fa quando le morti sulle strade, quelle trevigiane in particolare, erano quasi il doppio di oggi, perché i numeri dei decessi in strada del weekend di questo 2019 nero in Veneto ricordano statistiche che si pensavano superate. Nella nostra regione 10 vittime tra sabato sera e lunedì mattina, la metà ragazzi di appena 20 anni, 16.000, un numero impressionante, i morti in strada dal 1991 a oggi. È il governatore Luca Zaia a rilanciare l'idea di iniziative che arrivino a toccare le corde giuste. Da presidente della provincia di Treviso, allora record per incidentalità e mortalità sulle strade, ricorda, promossi campagne shock nei luoghi di aggregazione dei giovani e non solo, scrive oggi in un post su Facebook. Chi passava allora lungo Viale Battisti, sede dell'ente provinciale, poteva vedere un'auto accartocciata esposta. Immagine impressionante ma che fece riflettere e coniugata ad altre iniziative forti contribuì a ridurre le vittime. In questo weekend invece mi è sembrato di tornare indietro di 20 anni a contare quante giovani vite sono state spezzate da incidenti stradali. Matteo, Giulia, Chiara, Greta, Marco, 20 anni il più giovane, 25 la più grande, una strage inaccettabile. Ma non avevano molti anni in più neppure il 32enne, padre di una bambina di 5 mesi morto a Ponzano, o il 44enne di Cavarzere finito nell'Adige con l'auto. Famiglie distrutte, genitori che non vogliono e non possono farsene una ragione, come Romina Laugeni, mamma di Riccardo, morto nella strage di Jesolo di luglio. Dobbiamo fare qualcosa, dice, lanciando l'idea di una manifestazione per sensibilizzare i giovani e le famiglie in un momento, continua, in cui tutti stiamo prendendo coscienza che questi incidenti ci stanno strappando i figli. I figli, i giovani come Matteo Gava, 21enne di Salgareda, una delle vittime dell'incidente terribile di domenica. La madre ai nostri microfoni ha detto non resta davvero più niente. Era un ragazzo con tanti sogni, come tutti quelli della sua età. Il più grande era quello di fare il carabiniere e lavorava con lavori un po' che gli avanzasse il tempo per poter prepararsi con la palestra e per poter studiare, per riuscire a raggiungere, a passare i concorsi. Avrebbe fatto il suo sogno proprio di vita. Dopo lui gli piaceva stare in compagnia, gli piaceva lavorare nella sagra e comunque in qualsiasi posto di lavoro che è andato lui riusciva, aveva un carattere che legava con tutti, con qualsiasi. Infatti in questi giorni ci sono le persone che vengono qui, anche quelli che hanno lavorato con lui, hanno tutti un buon ricordo.
Accanto al marito Roberto e al figlio Mauro, mamma Silvana non si dà pace. Difficile trovare le parole, impossibile tornare indietro. In questa villetta in via Bonetto a Salgareda resta solo il ricordo di un ragazzo che stava ancora coltivando i suoi sogni, amato da tutti, spontaneo e pieno di energia. L'unico che aspetta ancora il suo padrone è Messi, che sull'uscio guarda le macchine passare, sperando di ritrovare lo sguardo e le carezze di Matteo. Ti rimangono tanti se avessi fatto questo, se avessi fatto quello, se fossi andata a prenderlo. E poi penso anche a quella ragazza che ha voluto essere gentile per accompagnarlo a casa, che se andava a casa direttamente, magari anche per lei non succedeva niente. Un incrocio del destino che non riesci a capire, ma deve succedere. Solo che vedi che c'è 3 ragazzi andati via con tanti sogni davanti, non hanno più niente. Hai tante cose, ti sembra avere sempre tanto tempo e in un attimo non hai più niente. Non ha più senso niente. E un altro incidente stradale questa mattina lungo la tangenziale di Treviso, uno scontro tra un'auto e un trattore, grave l'automobilista 20enne alla guida. Un impatto violento, la parte anteriore della piccola utilitaria accartocciata su se stessa, all'interno dell'abitacolo, incastrato tra le lamiere il conducente. Sono circa le 8 lungo la tangenziale di Treviso, sulla rampa che conduce a Silea, quando avviene lo scontro tra la vettura e un trattore. Immediato l'arrivo sul posto di 2 squadre dei vigili del fuoco che lavorano a lungo e alla fine sono costretti a smontare la Fiat Punto prima di riuscire a liberare l'uomo. L'automobilista viene estratto e affidato ai sanitari del SUEM che gli prestano le prime cure per trasportarlo poi al Caffoncello, dove viene ricoverato in gravi condizioni. L'incidente ha causato pesanti rallentamenti e code in direzione Silea. Sul posto gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica. A Piazzola sul Brenta invece una cisterna fuori strada, difficile recupero del gasolio. Sono terminate solo a luna di notte le complesse operazioni di recupero di ben 2.500 litri di GPL in una roggia di campagna a Isola Mantegna, frazione di Piazzola sul Brenta. Un'autocisterna era infatti finita in un fossato nella serata di lunedì e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo alla luce dei riflettori per travasare il gas su un altro mezzo della stessa azienda ed evitare quindi la pericolosa dispersione del GPL. E nel Padovano, anzi a Padova, la notte di superlavoro dei vigili del fuoco per spegnere un vasto incendio in un capannone adibito a deposito. I bagliori delle fiamme hanno squarciato il buio per tutta la notte a Padova in via Madonnina a causa di un vasto incendio sviluppatosi in un grosso capannone. Si tratta di una costruzione che ospitava mobili provenienti da sgomberi, quindi materiale purtroppo ideale per alimentare il rogo una volta partito. L'azienda, la Maciste Sgomberi, è molto nota in città e non si conoscono ancora le cause del disastro che ha di fatto distrutto l'intero magazzino. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per tutta la notte, prima per avere ragione delle fiamme e circoscriverle e poi per le lunghe operazioni di smassamento del materiale con squadre arrivate anche da Abano e da Este e ben 7 mezzi. Nella serata le ripercussioni sono state notevoli anche per il traffico andato in tilt. Nel veneziano adesso per tornare a parlare della morte di Mayla Beccarello, uccisa nell'agosto 2018 dal marito, massacrata di botte dal tribunale, la sentenza con rito abbreviato per l'assassino, il marito. Allora ci colleghiamo con Filippo Fois che ci racconta quanto accaduto. Filippo. Sì, buongiorno. Dunque una condanna a 30 anni, quella che è stata inflitta a Natalino Boscolo, il 36enne originario di Pioggia, che è stato ritenuto colpevole dell'assassinio della moglie Mayla Beccarello dentro la loro casa di Cararzare l'8 agosto del 2018. Il processo si è celebrato con rito abbreviato e la sentenza, oltre ai 30 anni di reclusione, prevede anche il pagamento di 165.000 euro a titolo di provvisionale ai familiari della vittima, ma quale sarà poi l'ammontare del risarcimento danni complessivo dovrà essere quantificato in un secondo momento dal Tribunale Civile. Dunque è stata applicata il massimo della pena e anche la recidiva alla luce dei precedenti penali dell'uomo. Non sono state accolte le richieste della difesa che avevano cercato di far ottenere
all'imputato le attenuanti generiche. L'avvocato della difesa ha già fatto sapere che si ricorrerà in appello. Con questo programma da Venezia è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois, restiamo a Venezia, una Venezia nella quale stamani intorno alle 12 la massima di marea ha raggiunto i 98 centimetri, quindi la città lagunare è stata intaccata dall'acqua nel 4% del centro storico. Intanto il comitatone che era previsto e atteso per venerdì slitterà a gennaio per il susseguirsi di impegni del governo, e ieri sera a Ring si è parlato di Mose, si è parlato dell'acqua alta, insomma un mese dopo il grande incubo, e si è parlato anche di quel video di fanpage che ha fatto discutere in queste ore, che sembrava mostrare prove della Mose bloccate dai detriti sul fondo del mare. Ma proprio ieri sera a Ring l'ingegner Giovanni Cecconi, ex capo della sala controllo del Mose, lo stesso che nei giorni scorsi ai nostri microfoni ha dichiarato che quella sera si poteva utilizzare il Mose, quella sera della acqua alta a Venezia, ha spiegato in merito a quel video in particolare non era una prova bloccata ma una manutenzione. Sentiamo le sue parole ieri sera a Ring. Cosa è successo lì? Semplicemente era una prova organizzata per togliere la sabbia da sotto le paratoie, quindi si è confuso il fine con il mezzo, cioè non era una prova che si è interrotta, ma era una semplice manutenzione per fare la prova nei prossimi giorni. Probabilmente mercoledì ci sarà la prova completa di tutta la barriera, e prima di quella prova era bene fare la manutenzione, quella manutenzione che per oltre 3 anni non è stata fatta. Se noi ricordiamo le vicissitudini di Treporti, abbiamo avuto nel 2013 il primo sollevamento delle prime 4 paratoie. A novembre 2014 io personalmente ho diretto il sollevamento dell'intera schiera. Da allora sono passati... Aspetti, nel 2014 l'intera schiera cosa vuol dire? Che tutta la schiera delle 21 paratoie è stata sollevata non senza 78 problemi. Però. No, solo Treporti stiamo parlando, ecco, che era l'unica bocca finita. La prima domanda è, è mai stato sollevato tutto il Mose? Tutte le barriere non sono mai state sollevate. Mai state sollevate. Perché? Perché si mantiene una situazione di test cronico, direi, perché il Mose poteva essere sollevato durante la grande acqua alta. Tesi dunque che l'ingegner Cecconi ribadisce, insomma, rispetto a quella notte dell'acqua alta tra il 12 e il 13 novembre. Adesso parliamo di sicurezza e ieri a Vicenza si è presentato ufficialmente i primi incontri ufficiali con il nuovo questore della città. Parlare di una sicurezza integrata, di una sicurezza partecipata, di una sicurezza in cui il cittadino sia anche lui parte integrante di questo disegno, con i suoi comportamenti, con il rispetto delle regole, con il rispetto della legalità. Legalità e rispetto delle regole, assieme ad una polizia al servizio della gente, per la gente e con la gente, è il mantra del nuovo questore di Vicenza Antonio Messineo, arrivato domenica in città. Una città che ammette di non conoscere, ma di cui già bene e male si è fatto un'idea. In mattinata ha incontrato il prefetto Pietro Signoriello, il sindaco Francesco Rucco e come di rito il procuratore capo Antonino Capelleri. Siciliano di origini, si è fatto le ossa nella sua Sicilia negli anni di fuoco dall'85 al 2003, per poi rivestire molteplici incarichi fino ad arrivare ad oggi a Vicenza, dove il modello di sicurezza integrata diventa ancora una volta il filo conduttore. È qualcosa di benvenuto in tutto questo nel sistema, che sia il controllo del vicinato, che siano le telecamere, che siano qualsiasi altro sistema tecnologico di sviluppo, e praticamente sono su quella linea. Il tutto nel rispetto delle regole, dove la polizia è tutrice dell'ordine pubblico, e in quest'ambito rientrano anche i DASP urbani, un altro tassello della sicurezza integrata. E sulla questione Campomarzo e Movide il questore ha già le idee chiare. Sono tutti problemi che, come voglio dire, coinvolgono tutte le città. Dobbiamo in un modo o nell'altro trovare il sistema e gli accorgimenti giusti, con la presenza integrata delle forze di polizia, con un'attività tra virgolette repressiva che sia però sanzionatoria nel giusto. Parlava il questore di Vicenza anche del controllo di vicinato per l'allarme furti che è tornato in questo mese, soprattutto però nella Marca trevigiana. A volte purtroppo il controllo di vicinato non basta,
Due anziani si sono ritrovati faccia a faccia con il ladro in corridoio, accaduto a Preganziol. L'idea di trovarsi in casa faccia a faccia con i ladri è l'incubo peggiore che si possa vivere. Succede poi che questo incubo diventi realtà, come è accaduto ad una coppia di anziani che vive in via San Bugè a Preganziol. Marito e moglie si trovano in cucina per cena, ad un certo punto avvertono dei rumori provenire dalla zona notte. L'uomo pensa si tratti del gatto e va a vedere. Pochi secondi di puro terrore difficili da dimenticare. A raccontare l'accaduto il fratello della padrona di casa, ancora profondamente scossa come il marito. Ce li sono trovati di fronte con la pila in mano, che per fortuna non è successo neanche niente. Il ladro, dopo aver rotto il vetro della controfinestra e forzato la porta, si è introdotto in casa pensando che in quel momento non ci fosse nessuno. È scappato, se l'è presa a gambe, è saltato giù dal pergolo, un salto come un gatto, e si è dileguato verso i campi. Per marito e moglie il trauma di quanto accaduto e di quello che sarebbe potuto succedere è ancora forte. Spavento che ha preso soprattutto mia sorella, non parlava più. Chi si è introdotto in questa abitazione potrebbe essere lo stesso ladro che un'ora prima, intorno alle 18:30, è entrato nella casa della famiglia Manganaro. Marito e moglie sono usciti pochi minuti, il tempo di prendere una pizza da asporto. Quando rientra la coppia non si accorge di nulla, cena tranquillamente con gli amici. Più tardi Egidio Manganaro sale al primo piano e si accorge di quanto accaduto. Non c'era niente perché avevamo già provveduto, non c'era niente in casa. E dopo sono andati via. Passati dai campi, una volta scavalcata la rete, i banditi sono saliti sulla tettoia e qui, dopo aver rotto la vetrocamera del bagno, si sono introdotti in casa scappando a mani vuote. Questa resta l'unica consolazione, il resto è un senso di inquietudine. È una cosa un po' che fa star male, è una cosa che ti porta a pensare che certe regole, certe leggi dovrebbero essere cambiate. Pochi istanti di pubblicità, poi parleremo di un appello per Natale. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo dalla cronaca con una notizia dell'ultima ora, un lancio di agenzia ANSA. È stato espulso infatti uno dei giovani kosovari che preparavano l'attentato a Venezia nel 2017. La Digos della Questura di Venezia, con la collaborazione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Treviso, ha infatti eseguito l'espulsione disposta dal Ministero dell'Interno nei confronti di Arian Morina per motivi di prevenzione dal terrorismo. Il giovane kosovaro faceva parte della cellula jihadista che aveva collocato la sua base in un appartamento nel cuore del centro storico lagunare, sgominata nel marzo 2017 all'esito dell'indagine coordinata dalla DDA di Venezia, iniziata nel settembre del 2015 dalla Digos di Venezia. I componenti del gruppo erano stati tutti arrestati, lo ricorderete, il 30 marzo 2017, quindi uno di questi kosovari è stato espulso per ordine appunto del Ministro dell'Interno, del Ministero dell'Interno, per motivi di prevenzione dal terrorismo. Un appello per Natale, un appello particolare, viene da un veterinario trevigiano. Sentite cosa dice. Natale è tempo di regali e quando in casa ci sono bambini spesso si propende per fare loro una sorpresa, introducendo in famiglia un nuovo cucciolo. Ma spesso l'onda emozionale prevale su una scelta consapevole e mirata. È per questo che Diego Cattarossi, veterinario esperto di animali esotici, invita a scegliere altri regali da mettere sotto l'albero. Ci sono tanti bei regali che si possono fare, soprattutto ai propri figli durante Natale. Sarebbe meglio non regalare animali. L'arrivo di un animale va preparato con grande attenzione. E poi perché sarebbe bene coinvolgere i ragazzi nella scelta. Quando si sceglie di adottare un animale va considerata con attenzione la specie e la razza. Ognuna è selezionata per uno specifico compito e quindi fermarsi solo sull'aspetto estetico, mi piace quella razza perché è bella, può essere molto rischioso nel momento in cui non si vengono a conoscere approfonditamente le caratteristiche comportamentali. Sempre più spesso si regalano animali esotici, cavie, cincillacri, ceti, canarini e pappagalli, ma anche furetti e rettili, senza avere però un'adeguata conoscenza di queste specie. Così spiega il dottor Cattarossi. A gennaio ci troviamo ad affrontare casi di animali in condizioni molto difficili. Ci troviamo in situazioni che a volte rasentano, involontariamente ben si intenda, il maltrattamento animale, perché animali ospitati in teche, in gabbie non idonee, alimentati con cibo che spesso risulta causa dei loro stessi problemi. Dal veterinario un unico consiglio a chi decide in qualunque momento dell'anno di introdurre nella propria famiglia un animale.
Bisogna che tutta la famiglia decida qual è l'animale più adatto. Questa scelta deve essere corroborata dal consiglio di esperti. Bisogna sedersi a tavolino e dire che cosa ci serve per ospitarlo al meglio, come quando si decide di avere un bambino. In montagna adesso Auronzo e Comelico, capitali nazionali del volontariato, lo ha annunciato a Belluno l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, che ha presentato i campionati nazionali di sci della protezione civile che si terranno a gennaio. L'obiettivo è quello di arrivare a 1000 partecipanti, ma in questo caso a contare è anche il valore simbolico dell'operazione. A gennaio 2020 le piste dei comuni di Comelico Superiore e Auronzo ospiteranno la 17ª edizione dei campionati di sci della protezione civile, un progetto partito ancora nel 2017 con il Dipartimento Nazionale e voluto dallo stesso assessore regionale Giampaolo Bottaccin. Diventeremo la capitale della protezione civile nazionale per una settimana, quindi dal 20 al 26 di gennaio, e ci sarà questa grande occasione, campionati nazionali di sci della protezione civile, arriveranno delegazioni da tutta Italia, sono già centinaia le prenotazioni, l'obiettivo è quello di far star bene i volontari nostri e di tutta Italia per una settimana nelle più belle montagne del mondo. Montagne belle ma sempre più difficili da vivere, come stanno dimostrando i recenti vincoli imposti sui territori auronzano e comeliano dal Ministero dei Beni Culturali. Lo stesso Bottaccin conferma l'intenzione della Regione emersa fin dalle prime ore. Sui vincoli faremo ricorso, l'aveva annunciato il Presidente Zaia e proseguiremo su questa strada. E tra Auronzo e Comelico arriveranno i vertici della Protezione Civile Nazionale, compreso il capo compartimento Angelo Borrelli, protagonista di un convegno, ma sarà anche un abbraccio ideale tra volontari a poco più di un anno dalla tempesta Vaia. Con la speranza di rivedere tutti gli amici che sono venuti a darci una mano in caso di Vaia, noi lavoreremo e saremo disponibili H24 per il successo della manifestazione. Siamo in chiusura, vi ricordo gli appuntamenti con la programmazione, ore 13, fra pochissimo si parla di sanità ed è un fine dell'anno che ci porta a stilare un bilancio anche per l'ULSS 2 Marca Trevigiana. In studio avremo Francesco Benazzi, il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Livio Dalla Barba, direttore sanitario, Anna Maria Tomasella, direttore amministrativo, e George Luis Del Re, direttore dei servizi socio-sanitari. Poi questa sera a 20:10 per tornare a parlare di Mose con l'ingegner Giovanni Cecconi, ex capo della sala controllo del Mose. Vi ricordo infine la nostra rubrica Il tuo presepe, questi come sempre i riferimenti per segnalarci la vostra natività, redazione @antena3.it per scrivere una mail nella quale, lo ricordo, dovete scriverci anche il vostro indirizzo, un riferimento e descriverci con una particolarità del vostro presepe, noi verremo da voi a riprenderlo. Oppure lo 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, oppure 351 175 5340 per mandare voi stessi un video della vostra natività. In questo caso ricordatevi la ripresa sempre in orizzontale. Allora come sempre ci lasciamo con un presepe, siamo a Mestre, vediamo le riproduzioni delle natività in legno ma anche in ceramica e altri materiali a cura di diversi artisti del territorio della terraferma veneziana ospitate nel municipio di Mestre. Con questo ci salutiamo e vi lascio al meteo. Arrivederci. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way.
He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. Bentrovati al meteo. Tempo instabile sul nostro territorio, la giornata di martedì 17 dicembre vedrà infatti qualche precipitazione. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse sulle zone montane e pedemontane, meno probabili tuttavia sulle aree meridionali e orientali dove sarà in genere più asciutto. Qualche sprazzo di sole sul veneziano. Sarà abbastanza ventoso a causa dei forti venti di scirocco che faranno anche alzare le temperature con valori ben oltre la media. Minime tra 4 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra 10 e 14 gradi circa. Situazione piuttosto simile sul Friuli Venezia Giulia, con piogge diffuse e anche con qualche pausa più asciutta e soleggiata sulle aree costiere. Temperature minime tra 7 e 13 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 13 e i 16 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà spiccatamente instabile con rovesci un po' dappertutto sulla nostra regione. Temperature minime sui 6 gradi, valori massimi sui 10 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.